Buon pomeriggio, siamo studentesse del Polo Liceale di Gorizia, istituto in convenzione con il Festival Dialoghi. Diamo il benvenuto ai presenti e un ringraziamento al Palazzo Lantieri che ha permesso questo evento. Questo è uno dei 60 eventi nell'anno di Dialoghi Festival itinerante internazionale della conoscenza nella sua 8ª edizione, ha come titolo Resistenza e Bellezza. Nelle due sezioni, questa estiva e in quella autunnale, sarà itinerante in 40 siti diversi, 16 comuni, 4 nazioni, Italia, Slovenia, Austria e Croazia, coinvolgendo oltre 3.000 studenti di ogni grado della regione Friuli Venezia Giulia, e si caratterizza per la capacità di saper abbinare eventi culturali che spaziano da conferenze con temi sociali e di attualità, dall'arte alla letteratura, alla musica alla poesia, a luoghi della regione Friuli Venezia Giulia particolarmente interessanti dal punto di vista artistico, storico, culturale e naturalistico. La compagnia Danza Bellanda, dal friulano Iele Ande, nasce nel 2012 dalla volontà di Giovanni Leonarduzzi di ricercare un'evoluzione personale della breakdance. Con Claudia Latini decidono di proseguire insieme nella ricerca di un linguaggio volto a scoprire un punto di incontro tra la tecnica della breakdance e la tecnica contemporanea, fino all'approfondimento della ricerca del partnering. Ricerca e innovazione che hanno portato la compagnia a livello internazionale a uno strepitoso successo di pubblico e di critica, con i suoi lavori in Corea del Sud, Francia, Germania, Israele, Messico, Portogallo, Danimarca, Slovenia e Spagna. La stessa realizza il Festival Bellanda Suite, alla sua 6ª edizione. Ci propone ora Gorizia, prima tappa della tournée, stasera a Palmanova e poi a Bertiolo e Turiacco. La performance su Pasolini, di Realtà del Quotidiano, con letture dell'attore Giorgio Monte di testi poetici di Pierpaolo Pasolini. Lo spettacolo si propone come un punto di vista artistico, innovativo, sull'opera di Pasolini, rileggendo e rielaborando in chiave contemporanea un aspetto estremamente interessante che percorre sin dall'inizio in modo trasversale tutto il corpus dell'opera, sin dall'inizio di un mondo del grande poeta e regista, e cioè la sua grande sperimentazione tra il piano visivo e quello verbale, ed in particolar modo rapportata a ciò che concerne il suo stretto e indissolubile legame con il Friuli, la sua terra e la sua gente. Lo stesso direttore artistico Giovanni Leonarduzzi presenterà in seguito i protagonisti della serata. Bionduccio e allegro il Nini, con gli occhi birichini, Cesare serio e Dante con l'occhio un po' sognante, Crovatin studentino, Gigiuti un bel bambino. È una filastrocca che si intitola Gli scolaretti di Versuta e naturalmente è stata scritta da Pierpaolo Pasolini, un giovanissimo Pasolini, quando era maestro e insegnava alle scuole elementari, come anche quest'altra che si intitola La Pipina. La bambina ricciolina, tutta linda e contenta, gioca nella tettoia con la sua bambolina. Votu mangià, Pipina, le dà un manicaretto che ha polvere per zucchero e terra per farina. Votu dormì, Pipina, la mette tra due stracci, uno rosso e uno giallo, e poi corre a dottrina. E le bimbe e i bimbi delle scuole elementari giù a ridere, ridevano di gusto. E qui votu mangià Pipina, votu dormì Pipina, c'è un elemento nuovo, l'uso del friulano, il suo friulano. Dice Pasolini che ha cominciato a scrivere poesia a 7 anni. Sì, ho cominciato a 7 anni, ma non ero precoce se non nella volontà. Ora, in un paese tra il mare e la montagna, dove scoppiano grandi temporali, d'inverno piove molto. In febbraio si vedono le montagne chiare come il vetro e poi nascono le primule sui fossi. Ora in quel paese c'è una cassapanca piena dei manoscritti di uno dei tanti ragazzi poeti. Allora, apriamo idealmente quella cassapanca di Casarsa della delizia, piena di versi scritti su quaderni e fogli. Scegliamo 3 poesie a rappresentare 3 temi cari a Pasolini: il Friuli, il giorno della festa e il ballo. Il Friuli. Pasolini amava profondamente il Friuli, i suoi paesaggi, la sua gente, ma non solo, ne amava la ritualità, la quotidianità.
spesa nei campi, e quindi i caratteri dell'eternità, dove gli stessi figli erano destinati a reincarnare in tutto e per tutto la vita dei padri. E questi elementi li troviamo dentro i versi della Notte di Mai. Mi è stato chiesto di leggere i versi di Pasolini nella traduzione in italiano, ma vorrei provare a inserire anche qualche passaggio nel friulano di Casarsa, perché la poesia è significato, ma è anche suono. C'è un vecchio seduto al sole, con lo sguardo perso. L'immagine iniziale è triste, ma i versi finali sono lievi. Dal tovuli frugat, 30 dinareiti di luis insanganadis, in ogliotto passato. Nel tuo occhio consumato, dentro una rete di rughe insanguinate, io non vedo un passato, ma solo anni oscuri e notti dimenticate e passioni seppellite in un tempo senza giorni. Il tuo corpo è rimasto a scaldarsi nel portico, là, in qualche giorno beato, pieno di gemme morte. Il tuo guardo, ma tu vecio, coi soto, ulì inciantat, con che il vuli capar, una lacrima ingrassata. Guardati, vecchio, nell'acqua grigia del fonte bianco, laggiù in fondo, un giovanetto canta, in mezzo agli ontani canta, bello come tuo figlio, la sua immagine brilla nella roccia tranquilla. E questa si intitola La notte di maggio. Maggio, andiamo allora ad una mattina di maggio, una domenica assolata con le campane che suonano. Si sentono nei paesi le campane, per i campi, e in giro nell'aria si sente che è festa. E proprio alle campane si rivolge il giovanetto, sempre lui, si rivolge alle campane per essere aiutato, e le campane pure gli rispondono. E tutto questo accade nella poesia Le litanie del bel ragazzo, Liletanis dal Pierfì, che è divisa in 3 brevi parti e comincia col canto delle cicale. Parte prima. La cicala chiama l'inverno. Quando canta la cicala tutto il mondo è chiaro, è fermo. Laggiù il cielo è tutto sereno. Se tu vieni qua giù cosa trovi? Pioggia, nubi, un pianto d'inverno. Parte seconda. Io sono un bel ragazzo, piango tutto il giorno. Ti prego, Gesù mio, non farmi morire. Gesù, Gesù, Gesù. Io sono un bel ragazzo, rido tutto il giorno. Ti prego, Gesù mio, fammi morire. Gesù, Gesù, Gesù. Parte terza. Oggi è domenica, domani si muore. Oggi mi vesto di seta ed amore. Vuoi a domenia, domani si muore. Vuoi mi vestis di seta ed amore. Oggi è domenica, per i prati con freschi piedi saltano i fanciulli leggeri negli scarpetti. Cantando al mio specchio, cantando mi pettino. Ride nel mio occhio il diavolo peccatore. Suonate, suonate mie campane, cacciatelo indietro. Suoniamo, ma tu cosa guardi, cantando nei tuoi prati? Io guardo il sole di morte estati, guardo la pioggia, le foglie, i grilli, guardo il mio corpo di quando ero fanciullo, le tristi domeniche, il vivere perduto. Oggi ti vestono la seta e l'amore, oggi è domenica, domani si muore, vuoi ti vestissi in la seta e l'amore, vuoi è domenica, domani si muove. E per chiudere, il giorno della festa è anche il giorno delle sagre, dei balli, e Pasolini amava moltissimo ballare. Tal cor di un frutto, nel cuore di un ragazzo, dove tutti e tutto ballano. Scusate un attimo, proviamo quei fogli. Ballano perché non riescono a contenere la gioia, una grande gioia, e perché non riescono a contenerla? Perché Dio ha sospirato. Dio col suo sospiro, col suo soffio creatore, ha creato il Friuli, con le primule, i temporali e tutto il resto. E gli piace così tanto quello che ha creato che decide di scendere sul Friuli col suo piedone gigante a camminare per ammirare il proprio lavoro. E nei versi finali arriva pure il giovanetto portatore di un tizzone ardente, vale a dire del fuoco.
suspirat. Diu alla suspirat. I stelis balavin di contentessa, i montagni e li rois balavin, i franzei e i luiers balavin, le rogge ballavano, i fringuelli e i lucherini ballavano. I fili d'erba ballavano le lepri al sole, ballavano i vermi nei ciglioni, le spighe ballavano, l'erba rosa ballava, le giovinette ballavano, e i giovani di domenica ballavano, la fiamma del focolare ballava, i campi di medica e le ghiaie ballavano. Diu alla ciaminat parcera, e sotto il sopiè la erba, e sotto il sopiè la erba, e Diu sotto il sopiè la erba. Dio ha camminato tra i germogli e un usignolo gridava, e un usignolo gridava, e gridavano gli usignoli, Dio alla ridut. E la ploia tale violis, la ploia tale violis, la ploia cabalava tale violis. I lucherini freschi ballavano sulle foglie bagnate, tremava nel grido del vento una viola. I lucherini volavano nell'acqua, ballavano i lucherini sull'Ungheria e ballava la viola sulla Bora. Su da Marano gemeva la pioggia ballando per le paludi. Da Marano amaro su per il Varmo il tempo ballava coi piedi di più. Ballava il tempo a Teore, appoggiato al ceppo di un venco amaro, ballava sulle spume del mare, e le grondaie e i rigagnoli sputavano il mare nelle zolle ubriache di fresco, e i colombi ubriachi di fresco ballavano nelle colombaie. Il fanciullo con lo stecco acceso, il fanciullo ballava con il tizzone fresco sull'acciottolato tiepido d'acqua, e il mare gli luceva negli occhi, e il mare a chi usava tal volo. Grazie dell'attenzione. Uno dei temi più misteriosi del teatro greco è la predestinazione dei figli a pagare le colpe dei padri. Dicevo, uno dei temi più misteriosi del teatro greco è la predestinazione dei figli a pagare le colpe dei padri. E non c'entra se i figli sono buoni, innocenti. Se i padri hanno peccato, loro devono essere puniti. È il coro a dirlo. Un coro democratico che enuncia tale verità
senza introdurla o illustrarla, tanto di fare naturale. Ebbene, io ho sempre trovato questo tema assurdo. No? Però poi è arrivato quel momento della mia vita in cui mi sono trovato ad appartenere senza scampo alla generazione dei padri. E questo non tanto perché i figli erano nati, non tanto perché i figli erano cresciuti, ma perché era arrivata per loro l'età della ragione. Il loro destino aveva iniziato a essere quello che doveva essere, rendendoli adulti. Ora, io ho osservato a lungo in questi ultimi anni questi figli. E il mio giudizio nei loro confronti, per quanto esso possa sembrare a me stesso ingiusto e crudele, sai qual è? Il mio giudizio nei loro confronti è di condanna. Una cessazione di amore che non dà luogo a odio, bensì a cosa? A condanna. Per la prima volta in vita mia riesco a liberare dalla coscienza quella atroce fatalità del coro ateniese che ribadisce come naturale la punizione dei figli per colpa dei padri. Ora, se io condanno i figli, quindi presuppongo una loro punizione, non ho il minimo dubbio che tutto ciò avvenga per colpa mia, in quanto padre. In quanto uno dei padri che si è reso responsabile prima del fascismo e poi di un regime clerico fascista fintamente democratico e infine hanno accettato il nuovo potere, il potere dei consumi, l'ultima delle rovine, la rovina delle rovine. Dunque dei padri che i figli devono pagare è quindi il fascismo, sia nelle solite vecchie forme che in forme assolutamente nuove. Dai, io faccio fatica a credere che sia questa la colpa. Io personalmente sono sempre... Io dicevo, sono sempre stato a... Io dicevo, sono sempre stato antifascista e non ho mai accettato il nuovo potere. In realtà parlava Marx pensando di parlare del capitalismo del suo tempo. Trovo che ci sia qualcosa di troppo
Senti? Mi sento! Sento già intorno a me il coro dei pedanti, seguito dai ricatti a ciò che sto per dire. Elettrivo! Esatto, sento già i loro... Reazionario! Sento già i Nemico loro... del popolo! Sento già i loro argomenti. Come? Elettrivo! Eretrivo! Reazionario! È reazionario! Nemico del È popolo! nemico del popolo! Chi? È nemico del popolo, chi non sa ammettere gli elementi seppur drammatici di novità che ci sono nei figli. Chi non sa ammettere che i figli, nonostante tutto, sono vita. Bene, io credo che anch'io ho diritto alla vita, no? Perché anche se padre, non cesso per questo di essere figlio. No? Sarà buono. E poi... per me la vita si può manifestare egregiamente, per esempio, nel coraggio di svelare ai nuovi figli di svelare ai nuovi figli ciò che io veramente sento verso di loro. La vita consiste innanzitutto nell'imperterrito esercizio della ragione, e non certo nei partiti presi, tantomeno nel partito preso della vita, che è puro qualunquismo. Meglio essere nemici del popolo che nemici della realtà. I figli che ci circondano, specialmente gli adolescenti, sono quasi tutti dei mostri. Il loro aspetto fisico è quasi terrorizzante e quando non terrorizzante è fastidiosamente infelice. Orribili pelami, capigliature caricaturali, carnagioni pallide, occhi spenti. Sono maschere di qualche iniziazione barbarica, oppure sono maschere di una integrazione diligente e incosciente che non fa pietà. Dopo aver elevato verso i padri barriere tendenti a relegare i padri nel ghetto, si sono trovati essi stessi chiusi nel ghetto opposto. Nei casi migliori, essi stanno aggrappati ai fili spinati di quel ghetto, guardando verso noi, tuttavia uomini, come disperati mendicanti che chiedono qualcosa solo con lo sguardo, perché non hanno coraggio, né forse capacità di parlare. Non hanno espressione alcuna, sono l'ambiguità fatta carne. I loro occhi sfuggono, il loro pensiero è perpetuamente altrove. Hanno troppo rispetto o troppo disprezzo insieme, troppa pazienza o troppa impazienza. Hanno imparato qualcosa di più in confronto ai loro coetanei di 10 o 20 anni prima, ma non abbastanza. L'integrazione non è un problema morale, la rivolta si è codificata. Nei casi peggiori sono dei veri e propri criminali. Quanti sono questi criminali? In realtà potrebbero esserlo quasi tutti. Non c'è gruppo di ragazzi incontrato per strada che non potrebbe essere un gruppo di criminali. Essi non hanno nessuna luce negli occhi, i lineamenti sono lineamenti contraffatti di automi, senza che niente di personale li caratterizzi da dentro. La stereotipia li rende infidi. Il loro silenzio può precedere una trepida domanda di aiuto o può precedere una coltellata. Essi non hanno più la padronanza dei loro atti, si direbbe dei loro muscoli.
non sanno bene qual è la distanza tra causa ed effetto, sono regrediti sotto l'aspetto esteriore di una maggiore educazione scolastica e di una migliorata condizione di vita a una rozzezza primitiva. Se da una parte parlano meglio, ossia hanno assimilato il degradante italiano medio, dall'altra sono quasi afasici. Parlano vecchi dialetti incomprensibili o addirittura tacciono, lanciando ogni tanto urli gutturali o interiezioni tutte di carattere osceno. Non sanno sorridere o ridere, sanno solo ghignare o sghignazzare. La falsa tolleranza ha reso significativa in mezzo alla massa di maschi anche le ragazze. Esse sono in genere personalmente migliori, vivono infatti un momento di tensione, di liberazione, di conquista. Ma nel quadro generale la loro funzione finisce con l'essere regressiva. La libertà è legata.
È stato scoperto delle cose. È stato
dunque che vedete intorno a voi sono figli puniti intanto dalla loro infelicità e in futuro poi chissà da quali ecatombe, perché non c'è segno più imperdonabile, decisivo che la colpevolezza. Resta comunque il dubbio quale sia tuttavia questa colpa dei padri, no? Bene. La colpa di questi padri non è solo nella violenza del potere, del fascismo, ma essa è anche e soprattutto, primo, nella rimozione della coscienza del vecchio fascismo, secondo, ma poi soprattutto nell'accettazione tanto più colpevole quanto più consapevole della violenza degradante, il genocidio del nuovo fascismo, che altro non è che il potere capitalista. Ma perché tale affinità col vecchio fascismo e perché l'accettazione del nuovo fascismo? Perché c'è ed ecco il punto, un'idea comune a tutti, l'idea cioè che il male peggiore della terra è la povertà e quindi la cultura delle classi povere deve essere sostituita con la cultura della classe dominante. In altre parole, la colpa di noi padri è nel credere che la storia non sia, che non possa essere